Politrauma da schiacciamento, fatali le fratture al cranio, l'autopsia eseguita questa mattina sul corpo di Giuliano De Seta, lo studente diciottenne morto in alternanza scuola-lavoro alla BC Service di Noventa di Piave, conferma che il decesso pressoché istantaneo è stato causato dall'impatto della lastra di metallo da 1,5 tonnellate con la parte alta del corpo del ragazzo. Ad accertarlo il medico legale Silvano Zancaneri, incaricato dell'esame dalla Procura della Repubblica, esame a cui hanno partecipato all'ospedale di San Donà anche i periti di parte della famiglia della vittima e dei 4 indagati. Ci sono anche delle fratture che riguardano le gambe, però la verosimile causa del decesso è purtroppo il fatto che il colpo abbia interessato la testa. Domani proseguiranno le indagini in loco presso l'azienda in maniera tale che anche i medici possano avere, per quanto non di espressa loro competenza, in quanto sono medici legali, un'idea di quella che può essere la dinamica. Ciò li potrebbe aiutare a capire meglio come la lastra può aver causato il decesso del povero Giuliano. Il medico legale nominato dalla procura avrà ora 45 giorni di tempo per depositare la perizia. Il completamento dell'autopsia a 24 ore dal conferimento dell'incarico ha permesso alla famiglia di fissare le esequie del ragazzo. Ringrazio i medici per la celerità con cui hanno compiuto le operazioni e ringrazio il pubblico ministero a nome della famiglia perché è riuscito a velocizzare la tempistica, così la famiglia è riuscita ad avere contatti con le pompe funebri e con il parroco e i funerali sono stati organizzati per lunedì alle ore 15. La morte di Giuliano è entrata di prepotenza nei cortei studenteschi del Friday for Future che hanno sfilato oggi a Treviso e nel resto d'Italia, in particolare a Torino, con i ragazzi che hanno comunicato tutta la loro rabbia per la morte di uno di loro. Basta strage lo slogan che riletto senza la R diventa basta stage.